Buongiorno, sono il dottor Stefano De Faveri. Oggi vi spiegherò la corretta procedura per l'esercizio necessario durante il trattamento con gli attivatori plurifunzionali. Questo esercizio va fatto almeno 2 volte al giorno per un minimo di 10 minuti. Come deve essere svolto? Il nostro piccolo paziente, come vedete dall'esempio, deve essere disteso con le gambe a 90 gradi, le braccia un po' aperte, deve tenere gli occhi chiusi e concentrarsi in quello che va a fare. Esattamente cosa farà? Con l'attivatore inserito all'interno della bocca dovrà lentamente, al ritmo del respiro, stringere e rilasciare l'attivatore in maniera molto dolce. Non deve essere una masticazione, deve essere semplicemente un esercizio di leggero serramento e rilassamento della stretta fatta appunto con l'attivatore in posizione. Ora, Beatrice, stai stringendo un po' troppo l'attivatore. Se continui a stringerlo in questo modo non arrivi a fare 10 minuti perché ti stanchi prima. Quindi più leggera, il serramento più leggero e al ritmo del respiro, quindi lento. Ora ringrazio Bea, la nostra eccezionale modella di questo esercizio. Lei lo sa compiere in maniera fantastica ed è solo facendolo in questo modo che riusciremo a ottenere tutti i risultati necessari.